È quello che state vedendo il camper dove domenica mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago. Accanto al camper la Fiat Punto della giovane donna. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso della 31enne domiciliata a San Vito di Bassano a casa di una parente. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel camper del compagno Enrique Cappellari, 29 anni, parcheggiato in un'area sosta in una laterale di via Capitelvecchio, al confine tra Bassano e Cassola. Camper usato dall'uomo come dimora e proprio a lui viene contestato il delitto di omicidio aggravato. Cappellari avrebbe chiamato alle prime ore di domenica il 118 dopo aver inviato un messaggio al padre di Giulia Rigon perché la donna era priva di sensi. Quando i sanitari sono giunti sul posto, assieme ai carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 31enne, che sarebbe avvenuto ancora sabato sera. Dalle ferite riscontrate sul volto e sul corpo, gli inquirenti escluderebbero una caduta accidentale, così come dichiarato dal 29enne durante l'interrogatorio, a seguito di un litigio. Le lesioni sono più compatibili a percosse così violente da causare il decesso della 31enne. Lui avrebbe anche dichiarato di non essersi accorto della morte della fidanzata nel momento in cui aveva chiamato i soccorsi. I carabinieri hanno sentito anche chi vive e lavora in zona per capire se qualcuno possa aver visto qualcosa. Al momento potrebbero essere d'aiuto le immagini della telecamera di un'azienda che si trova proprio davanti al parcheggio. Mai nessuno si è accorto di niente, insomma, ecco. Cioè, io non so neanche chi potesse essere sta ragazza qua. Lei ha una telecamera sul retro che potrebbe venire in aiuto degli inquirenti. Loro mi hanno chiesto se possono, in caso che ritengono loro opportuno, noi siamo qui. Nelle prossime ore i militari del RIS di Parma effettueranno gli accertamenti all'interno del camper e nelle immediate adiacenze, costantemente sorvegliate dagli uomini dell'Arma, per riuscire a far luce su quello che potrebbe essere l'ennesimo femminicidio.